modello di accoglienza diffusa che lei ha proposto qualche mese fa avrebbe potuto in qualche maniera evitare quello a cui stiamo assistendo anche in CPR? Partiamo dal presupposto che l'accoglienza diffusa deve essere decisa solo ed esclusivamente dai sindaci, quindi non entro nel merito delle decisioni. In senso generale ricordo che noi dobbiamo evitare i grandi assembramenti, dopodiché il CPR è un'altra cosa perché è un luogo nel quale c'è una permanenza per poi avviare il rimpatrio. Però io ho molti dubbi sul fatto che si possano rimpatriare tanti cittadini, visto e considerato che non si sono mai superati i 3.500-3.800 rimpatri all'anno a fronte di arrivi di 100-200 mila persone. La soluzione potrebbe proprio essere il CPR, quindi per fare dei rimpatri di massa. Ma i rimpatri si fanno sempre con un mezzo di trasporto, che è l'aereo, e che non è che puoi fare l'aerei di massa, cioè comunque devono essere cadenzati, hanno delle regole, va ricostruita la storia del singolo cittadino, capito bene qual è l'identità, perché abbiamo anche questi problemi, e dopodiché si fa il rimpatrio che deve essere un rimpatrio assistito anche dalle forze dell'ordine. Il governo ci sta parlando dei CPR, capiremo dove andranno, ma il problema è che la gente sta arrivando, il problema CPR è un secondo step. Non è un luogo di accoglienza il CPR, non c'entra niente con la prima. Sull'accoglienza però non c'è stato detto nulla di nuovo, o mi sono persa io qualcosa? Ma no, noi stiamo ospitando oltre 9.000 persone con questo nuovo flusso, e la preoccupazione appunto di utilizzare tutti i locali, tutti i centri che comunemente vengono utilizzati, penso all'ex caserme o altro. Ovviamente voglio ricordare e sottolineare che non si occupa la Regione di questo. La catena di comando parte dal Ministero degli Interni, passa attraverso i soggetti attuatori che sono i prefetti delle città capoluogo in ogni regione, che poi fra virgolette smistano i diversi migranti nelle diverse province. Non ha notizie di una richiesta di riapertura di caserme, insomma come affrontare questa cosa? Non ho nuove notizie, devo dire che non ci sono novità su questo fronte. Questa ondata migratoria cambierà anche gli assetti sociali del Veneto e delle altre regioni italiane, perché? Ma guardi, io penso uno tra i pochissimi che lo sta sottolineando, ci stiamo tutti focalizzando sulla ospitalità immediata, ma poi sta cambiando la morfologia della nostra comunità, quindi dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. Prima i veneti, prima tutti coloro che abitano in Veneto. Pensi solo che il Veneto sta dando ospitalità a 550.000 nuovi veneti, migranti che sono qui ormai da anni, che hanno un progetto di vita, hanno messo su famiglia in Veneto, si sono integrati in Veneto, che hanno diritto a delle risposte e fanno parte di quei 5 milioni di veneti. Se ne arrivano ovviamente milioni di persone, vuol dire che quelli che sono qui oggi avranno delle difficoltà ad avere delle risposte. Lei andrà a Roma anche appunto al governo. Uno alla volta è riuscito a farla, sì. Certo. Ma tanto era la stessa, mi sa, perché era proprio sulla interlocuzione col governo. Sì, visto il che fatto che andrà anche a appunto Roma. questa prima risposta ancora non c'è, di fatto non sta agendo da questo punto di vista. No, sul CPR noi non abbiamo al momento informazioni, ovviamente da anni, ricordo c'era ancora il ministro Maroni che diceva dovremmo fare un CPR per regione, ma ad oggi una convocazione ufficiale dove ci venga detto c'è necessità di un CPR, dateci delle indicazioni, ad oggi non c'è. Sì, ma non ritiene che il governo non stia quindi agendo su questo fronte? Ma guardi, il governo sta facendo l'impossibile sul fronte dell'immigrazione, ricordiamoci che stiamo davanti a una congiuntura astrale assolutamente negativa. Dall'altro c'è da dire che l'assenza dell'Europa, o meglio non possiamo definire la presenza dell'Europa per una visita a Lampedusa, l'assenza politicamente dell'Europa su questo tema pesa moltissimo ovviamente sugli italiani, perché noi stiamo diventando il ventre-molle dell'Europa per l'immigrazione. Lei crede la tesi secondo la quale qualche italiano in Europa sta remando contro l'Italia? Ma guardi, non glielo so dire, io per esperienza so che c'è sempre qualcuno che rema contro. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.